Siamo giunti alla sesta corsa centrale dall'Arcoveggio, un confronto sul miglio, categoria CD, Draghetto P, Dom Perignon, Zenotab, Funquick, Axel degli Ulivi, Loria Inferior, in seconda linea Belgnaro Lussi, Demone dei Venti, in chiusura Loria Inferior numero 6, Alessandro Gocciadoro, la più appoggiata, simpatie anche per Funquick e Demone dei Venti, macchina che accelera con la velocità iniziale di Funquick che prova a superare Zenotap, che però rientra all'interno e prova ad opporsi, insiste però Funquick è deciso. Intanto l'errore Numero di 1, Draghetto Draghetto P P, squalificato. si accoda in terza posizione Loria Inferior, 200 iniziali intanto completati nell'ordine del 14 e 6. Tutti i concorrenti in fila indiana dopo i primi 400 metri di gara, sempre condotti da Funquick che precede Dom Perignon, Zenotab, quindi in terza posizione Loria Inferior, ancora Axel degli Ulivi, via via tutti gli altri in lunga fila indiana dopo 600 metri in un tranquillo 46,2. Continua a guidare allievo di Roberto Vecchione, Funquick nei confronti di Zenotab, esce all'esterno a questo punto, all'Orea Inferior per anticipare Demoni dei Venti. Cavalli che hanno completato gli 800 metri intanto e ora il chilometro in uno 16,7. 500 alla conclusione, allunga nuovamente Numero 2, Dom il battistrada Perignon, Funquick squalificato. e si arriva così al paletto dei 400 metri conclusivi con un parziale, con un quarto intermedio in 28,3, in vantaggio Funquick, in seconda posizione rimane Zenotab, poi percorsi esterne però senza riuscire a rendersi minaccioso a Loria Inferior, retta d'arrivo con Funquick che cerca di andarsene, è inseguita da Zenotab, finale con Funquick che vince ancora agevolmente. Zenotab è buon secondo davanti a Loria Inferior, 28,2 ancora a chiudere, 1,13,4 significa 56,5 per gli ultimi 800 metri di gara. Il successo per Funquick, Roberto Vecchione, per conto del team di Holger Ehlert e della scuderia dell'Écurie Quick Star. Andiamo a rivedere ancora le battute conclusive. La vittoria di Funquick in percorso di testa, Roberto Vecchione, Holger Ehlert.